Benvenuti tifosi del Napoli. Mettete mi piace al video e iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati sulle ultime notizie riguardo al nostro amato club. Ora guardiamo il video. Luka Modric è tornato e ha parlato ai canali ufficiali del Milan della sua prima stagione con i rossoneri, affrontando anche il difficile periodo dovuto all'infortunio subito contro la Juventus. Un problema fisico che aveva fatto temere una fine anticipata della sua stagione. Il centrocampista croato, tuttavia, ha spiegato di non aver mai pensato che quella sarebbe stata la sua ultima partita con la maglia del Milan. Non ho mai pensato che sarebbe stata la mia ultima partita con il Milan. Volevo giocare ancora quella stagione. Ora sono qui e sono felice di essere tornato. Modric ha poi riassunto il finale della scorsa stagione, senza nascondere la delusione per non aver raggiunto gli obiettivi prefissati. È frustrante. Stavamo andando bene fino alla fine della stagione, e fino a marzo abbiamo giocato bene e ottenuto buoni risultati. Nelle ultime partite sono rimasto deluso dal non aver contribuito quanto prima dell'infortunio. È stato difficile non raggiungere il nostro obiettivo, ma ho tratto molti aspetti positivi da questa stagione: l'atmosfera nel club, l'unità che abbiamo avuto, il modo in cui i miei compagni mi hanno trattato. Alla fine, i risultati sono la cosa più importante, ma ci sono stati molti aspetti positivi. Quali sono i tuoi obiettivi per la nuova stagione? Voglio dare il massimo per vincere il più possibile. Non serve parlare, bisogna agire. Mantenere l'umiltà, lavorare sodo e restare uniti. Se giochi nel Milan, la cosa più normale è pensare vincere, non a qualificarsi per la Champions League. Bisogna puntare al meglio. Ecco perché sono qui. Questo è il mio obiettivo e l'obiettivo di tutto il club. Qual è la tua opinione, tifoso del Napoli? Metti un like al video e iscriviti al canale. Forza Napoli sempre!